tragico sulle strade, 2 vittime a Padova, 22enne si schianta con l'auto in A4, nell'Odigiano muore un 47enne originario di Altivole e mercoledì sera aveva perso la vita un 43enne di Breganze. Ritrovato stamane dai sommozzatori il corpo del 23enne senegalese disperso da ieri a Jesolo, si era tuffato dal pedalò senza più riemergere, il comune ha annullato i fuochi di Ferragosto. Si lancia con il marito ma il suo paracadute non si apre, tragedia, Riva del Garda, muore 30enne svedese appassionata della disciplina. Qualcuno anche ad alti livelli istituzionali è solito ringraziare la Madonna, ma per ragioni che non trovano il consenso o la protezione della Vergine, le 2 parole del vescovo di Treviso, bersaglio il ministro dell'Interno. Ricevono fondi dall'Europa per promuovere l'inclusione, l'Associazione Nazionale Rom presenta diffida nei confronti di Stato, Regione e alcuni comuni trevigiani dopo l'aggressione del sindaco di Cairano. La polizia stradale ferma 36enne a Verona e sequestra l'auto perché è ubriaco, il padre lo va a recuperare ma a sua volta controllato risulta in stato di ebbrezza, gli viene ritirata la patente. Festa per migliaia di padovani e turisti in Prato della Valle a Ferragosto con i tradizionali fuochi dedicati quest'anno ai 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, l'avete sentito dai titoli, quello appena trascorso è stato un Ferragosto di sangue tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Un'auto con a bordo 2 giovani si è ribaltata in un tamponamento. Sentiamo. 22 anni aveva Ania, una ragazza bella come il sole, così la descrivono i suoi amici che oggi purtroppo la piangono. La scorsa notte la giovane donna è sbalzata fuori dall'auto dove viaggiava assieme ad un amico dopo un pauroso incidente avvenuto tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Per la povera Ania Anastasia Martelo di origine ucraina non c'è stato nulla da fare per le gravi ferite riportate. Il SUEM, accorso immediatamente sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La cronaca di una giornata che doveva finire con un Ferragosto trascorso in compagnia viene funestato dall'orribile strazio cui hanno dovuto assistere chi si è fermato dopo l'incidente. La dinamica secondo i rilievi della polizia stradale, coinvolte 2 auto, una Hyundai dove viaggiavano i 2 giovani e una Ford con a bordo un uomo di Saonara. Secondo la descrizione della stradale il tamponamento sarebbe avvenuto intorno alle 22:30. La Hyundai con all'interno i 2 ragazzi avrebbe tamponato l'altra utilitaria innescando uno schianto di tale violenza da ribaltarsi, sbalzando la 22enne fuori dall'abitacolo. Ferito ma fuori pericolo l'amico alla guida, anche lui di 22 anni, di nazionalità italiana e residente nel veneziano. Illeso invece il conducente della Ford. Il recupero dei mezzi ha richiesto la completa chiusura della careggiata per circa 2 ore per consentire ai pompieri di mettere in sicurezza l'area. Ed un'altra tragedia della strada si è verificata in provincia di Lodi. Un motociclista di 47 anni, Paolo Andreazza di Altivole, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente a Mazzalengo, appunto nel Lodigiano. Era in sella alla sua moto quando nell'affrontare una rotatoria ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sulla Iola spartitraffico. Sbalzato al suolo, per Andreazza non c'è stato nulla da fare, è morto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Ed un altro grave incidente a Campodarsego, 5 persone sono rimaste ferite, 2 sono bambini. È finita così, con un'auto appesa alla ringhiera di un'abitazione, l'altra contro il guardrail, 5 persone ferite, 2 sono bambini. La tranquilla mattinata di Ferragosto a Campodarsego. Ore 9, frazione di Fiumicello, incrocio tra via Bassa Terza, via Longhina e via Estraelle. Le 2 auto, una Opel Corsa e una BMW, si scontrano frontalmente all'altezza dell'intersezione regolata da un semaforo che in quel momento pare fosse lampeggiante. Nella piccola utilitaria che finisce a ruota all'insù contro la ringhiera ci sono 2 nonni con i nipotini, solo una persona a bordo dell'altro veicolo coinvolto. Alla vista della scena il SUEM fa alzare in volo l'elicottero, non servirà il suo intervento. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Campo San Piero, le condizioni non sono gravi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dai veicoli e i carabinieri al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E mercoledì sera un'altra vittima a Breganze nel Vicentino.
Ancora un morto sulla strada, a perdere la vita l'ennesimo motociclista, Stefano Azzolin, 43enne di Breganze. L'uomo viaggiava con la fidanzata in sella alla sua Ducati quando lungo via Roma Schiavon si è scontrato con una Toyota RAV4 in manovra di parcheggio contromano. Il Centauro non sarebbe riuscito a evitare l'impatto con l'auto che pare gli abbia bloccato la strada, uno scontro tremendo. Azzolin e la compagna sono stati sbalzati sull'asfalto. Immediati soccorsi, l'uomo gravissimo è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza, dove è espirato dopo poche ore a causa delle lesioni riportate. La fidanzata si trova in rianimazione all'ospedale di Bassano dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico. I medici per lei non hanno ancora sciolto la prognosi. Della vicenda è stata informata la procura di Vicenza, che pare aprirà un'indagine nei confronti del conducente della Toyota per omicidio stradale. Ed ancora cronaca, è stato ritrovato questa mattina a Jesolo il corpo senza vita del giovane senegalese disperso da ieri dopo un tuffo dal pedalò. Per i dettagli ci aggiorna in diretta telefonica da Jesolo Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno da Jesolo, dove da questa mattina l'intera cittadina balneare è in lutto per la tristezza che l'ha pervasa dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del 23enne, per il quale da ieri si era messa in moto tutta la macchina dei soccorsi. Il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco è arrivato di buon'ora questa mattina a Jesolo, mettendosi subito al lavoro. Verso le 8:30 i soccorritori hanno trovato appunto il corpo del ragazzo in un punto non lontano da dove si era tuffato, salvo per poi sparire tra le onde. Il corpo del ragazzo è stato trasferito a Riva e quindi portato in obitorio a Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ora dovrà valutare ulteriori indagini per fare chiarezza sulla tragedia. Di chi stiamo parlando? Di un ragazzo di origine senegalese che aveva vissuto a Cegge e poi si era trasferito a Ponte di Piave in provincia di Treviso. Elaji Malik Diagne, questo il nome di questo ragazzo di appena 23 anni che ieri si è recato a Jesolo per trascorrere il Ferragosto in compagnia di amici, e quando poi è accaduta verso l'ora di pranzo, verso le 13 circa, la tragedia. Sembra che il ragazzo si fosse tuffato in mare da un pedalò senza poi più riemergere dall'acqua. Come detto, il corpo è stato recuperato privo di vita stamane dai vigili del fuoco dopo le lunghe ricerche effettuate da subito ieri, una volta scattato l'allarme. C'è da dire che ieri, in occasione del Ferragosto, erano previsti, come la tradizione, anche i classici fuochi d'artificio, ma poi, visto che si era sparsa la voce della scomparsa di questo ragazzo nelle acque del litorale, i fuochi erano stati sospesi. Ora appunto saranno le indagini che spetterà alle indagini fare piena luce e chiarezza su questa tragedia. E da Jesolo è tutto, la linea può tornare allo studio. Ed è stata una brutta avventura quella vissuta ieri da due persone che si trovavano a bordo di un'imbarcazione all'imboccatura del porto del Lido di Venezia. È una imbarcazione che era in difficoltà, in avaria, e non riusciva più a rientrare. L'allarme è scattato nella notte, quando appunto i due hanno segnalato un'avaria al motore proprio mentre stava per arrivare il maltempo, e proprio il maltempo ha reso difficoltose le operazioni di salvataggio da parte della Capitaneria di Porto. Alla fine sono riusciti ad affiancare la barca e ad effettuare il trasbordo delle due persone. È una bruttissima esperienza, è stata anche quella vissuta da un uomo ieri notte sul fiume Sile. La barca sulla quale era a bordo ha avuto un'avaria e l'uomo è rimasto bloccato nel natante proprio mentre si scatenava il temporale intorno alla mezzanotte. A lanciare l'allarme è stato il figlio dell'uomo che appunto ha avvertito i soccorritori proprio questa mattina, quando si è accorto appunto che il padre non aveva fatto ritorno. Sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco, il disperso è stato ritrovato ancora a bordo della barca, infreddolito e bagnato, ma fortunatamente salvo, è stato affidato alle cure del 118.
Tragedia nel giorno di Ferragosto sul lago di Garda, dove una donna di 30 anni svedese è morta dopo essersi lanciata con il paracadute da una parete rocciosa sopra riva del Garda. Era assieme al marito, mentre il paracadute dell'uomo si è regolarmente aperto, quello della moglie no, provocando l'impatto prima contro le rocce della montagna, poi al suolo 200 metri più sotto. I coniugi erano appassionati di base jumping, uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti ed atterrare mediante un paracadute, una passione che si è purtroppo rivelata fatale per la trentenne. Torniamo a Treviso ora, dove ieri nella chiesa di Santa Maria Maggiore c'è stata la tradizionale cerimonia del cero, l'ultima per il vescovo Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, che nell'omelia ha indicato alla comunità una sorta di eredità spirituale, ma soprattutto ha bacchettato chi utilizza impropriamente i simboli religiosi. Una cerimonia del cero che sarà ricordata come l'ultima del vescovo Agostino Gardin, con le indicazioni verso la comunità trevigiana, ma anche per aver bacchettato chi utilizza la religione per far politica. Chiaro il riferimento al ministro dell'Interno Matteo Salvini e la contraddizione nel richiamo alla Madonna e contemporaneamente la chiusura all'accoglienza di migranti. Per cui in verità, permettetemi di dirlo benevolmente, anche ad alti livelli istituzionali è solito ringraziare la Madonna, ma a quanto pare per ragioni che non sembrerebbero proprio trovare il consenso o la protezione della Vergine, almeno quella vera, quella che il Vangelo nel brano odierno ci fa conoscere e riconoscere, suscitando tra l'altro, occorre dirlo, il disappunto e l'indignazione dei veri credenti o di coloro che tentano di essere tali. E per questo l'indicazione del vescovo uscente alla sua diocesi è stata per il rafforzamento del sentimento di solidarietà che la moderna cerimonia del cielo deve confermare. Non mancano, grazie a Dio, non mancano anche nella nostra città coloro che con un cuore grande e generoso, in forme visibili o nascoste, a livelli più istituzionali o professionali o nell'intimità della loro casa o nel volontariato, o comunque ponendosi in quelle realtà che Papa Francesco definisce periferie esistenziali, si fanno prossimi, come dice Gesù nel Vangelo, verso i molti feriti dalla vita, spesso resi emarginati. E anche in questo passaggio non è mancata la critica verso chi chiude le porte all'accoglienza. A me pare che tutti questi modi di porsi accanto agli altri, questo farsi fratelli e sorelle miti e accoglienti, dove altri magari vorrebbero azioni disumane per difendere la propria tranquillità, costituiscono per la città e per la società una vittoria di umanità e di bene, potremmo dire assai più significativa, per esempio, di quella piccola vittoria armata del 1300 che motivò l'omaggio odierno rivolto a Maria. Vorrei che questo cero fosse atto di gratitudine proprio per tutto questo bene che ho detto. Ricevono fondi dall'Europa per promuovere inclusione sociale, combattere povertà e discriminazione. L'associazione Nazione Rom presenta diffida nei confronti di Stato, Regione e alcuni comuni trevigiani dopo l'aggressione al sindaco di Caerano. Aggressione al sindaco Gianni Precoma dopo il provvedimento di Daspo da Caerano San Marco emesso dal questore di Treviso per i 3 nomadi accusati del pestaggio. Non si placano le polemiche sulla vicenda. L'associazione Nazione Rom annuncia di aver inviato una formale diffida al ministro dell'Interno Salvini, al presidente del Veneto Zaia e ad alcuni sindaci della Marca per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti, per i quali l'Italia riceve
riceve specifici fondi dall'Europa per promuovere inclusione sociale, combattere povertà e discriminazione, una diffida che è stata inoltrata anche ai tribunali di Treviso e Roma. Sulla questione era già stato lapidario il commento del governatore Zaia all'indomani della richiesta d'incontro dell'Associazione Nazione Rom. Qui c'è uno che ha fracassato la faccia, è un sindaco, un pubblico amministratore, non penso fosse andato lì a fare il burro, avrà chiesto di uno spostamento dell'accampamento provvisorio, temporaneo, quello che è, e peraltro mi risulta anche che si conoscessero, per cui non c'è nulla da fare incontri. Io penso che innanzitutto la violenza sia sempre da condannare, senza se e senza ma, punto. Non mi sorprende la notizia riportata della diffida Salvini e Luca Zaia, nonché ad alcuni sindaci del Trevigiano, inviata dall'Associazione Nazione Rom, appunto per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti. È il commento di Roberto Ciambetti, commissario provinciale della Lega a Treviso. Il primo e decisivo passo verso l'inclusione è il rispetto delle norme della civile convivenza, a iniziare dalle più elementari, compreso il rispetto della proprietà privata altrui ed il rifiuto del furto e dell'illegalità come modus vivendi. Il rispetto della legalità è una precondizione necessaria, prosegue Ciambetti. Leggi, regolamenti, disposizioni comunali non sono gabbie né strumenti di persecuzione, ma elementi necessari fissati per garantire la vita della comunità. Chi vuole essere incluso deve accettare le regole, cosa che a Caerano San Marco con il pestaggio del sindaco non mi sembra essere accaduto, conclude Ciambetti, commissario provinciale della Lega Treviso nonché assessore regionale. Per far fronte alla carenza di medici, cambiamo ora completamente argomento, la Regione assumerà 500 giovani laureati non specializzati garantendone la formazione. Sentiamo. La Regione assumerà centinaia di nuovi medici per far fronte ad una carenza storica che si fa sentire in Veneto come nel resto d'Italia, colpa di un quadro di programmazione nazionale sbagliata, sostengono a Palazzo Balbi, con meno borse di specializzazione rispetto al numero annuo di laureati e con un cammino di studi molto più lungo rispetto ad altri stati europei. Ma garantire i livelli essenziali di assistenza è un obbligo costituzionale al quale la Regione non intende sottrarsi, dice Zaia, e allora il Veneto fa da solo attraverso l'approvazione in giunta di 2 delibere forti che potrebbero fare da apripista anche a livello nazionale. Quanti medici assumerà la Regione Veneto? Sono 500 medici, 320 sono per il pronto soccorso, 180 per la medicina generale, quindi sono dedicati a medicina generale e geriatria, saranno neolaureati che avranno avuto ovviamente l'abilitazione, e quindi un bando che prevede una fase di formazione, 92 ore di formazione teorica presso la nostra scuola di sanità e poi 2 mesi di tirocinio in corsia per un 38 ore alla settimana. Le nuove assunzioni avvengono dopo diversi tentativi di rinforzare gli organici per le vie tradizionali, a cominciare dai numerosi concorsi avviati da Azienda Zero, che però in molti casi hanno visto un'adesione anche di molto inferiore rispetto ai fabbisogni segnalati dai direttori generali delle ULSS. Quali sono le tempistiche dell'assunzione? 15 settembre per i 320 il primo bando, 15 ottobre da quello che abbiamo preventivato il secondo bando che è quello dei 180, quindi 15 settembre per i 320 di pronto soccorso, 15 ottobre per medicina generale e geriatria e dopodiché fatti i bandi, le selezioni si inizierà la formazione di questi 500 medici. È un provvedimento che non ha precedenti in Italia, che potrebbe anche fare giurisprudenza. Come quello dell'autonomia, come quello delle Olimpiadi, come quello del patrimonio dell'umanità. Siamo qui per lavorare, non per fare robe che ci dicono di fare da Roma, perché sennò qui fallisce tutto, quindi bisogna andare avanti e fare cose innovative. Il Veneto dunque fa le prove generali di quell'autonomia che per ora rimane bloccata in Parlamento. Zaia ha confermato che continuerà a chiederla chiunque sieda a Palazzo Chigi. I medici saranno assunti a tempo indeterminato. L'operazione avrà un costo annuo di circa 25 milioni. I requisiti sono i ragazzi che hanno finito l'università, hanno l'abilitazione, non ci sono altri requisiti, non ci sono requisiti di residenza, non ci sono altri requisiti specifici. Sono ragazzi appunto che hanno fatto un percorso di studio ben definito, che faranno un percorso formativo specifico, sia per il pronto soccorso, sia invece per l'area internistica, con anche una serie di attività pratiche e poi teorico e con il tutoraggio, e quindi saranno formati dalla scuola di fondazione di sanità.
Abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva dal Veronese, perché un cittadino albanese di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato fermato nell'ambito di un'indagine portata avanti dalla polizia in seguito ad una rapina compiuta lo scorso 25 luglio in un'abitazione di Verona, dove una coppia di coniugi settantenni era stata legata ed imbavagliata da 3 banditi incappucciati, armati di coltelli, che poi erano fuggiti con un bottino superiore a 200.000 euro tra gioielli, orologi e denaro contante. La refurtiva è stata recuperata dagli investigatori, che hanno bloccato l'uomo al casello di Verona Est mentre si apprestava a lasciare l'Italia. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. Circa 2000 insegnanti delle scuole primarie e dell'infanzia del Veneto sono stati licenziati retroattivamente perché non laureati, una condizione che però non era necessaria al momento della loro assunzione. Sentiamo. C'è persino chi ha perso il posto di lavoro dopo decine di anni di insegnamento e di incarichi di responsabilità tra le centinaia di insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia che in Veneto sono state licenziate retroattivamente perché in possesso solo di un diploma magistrale e non di quella laurea in scienze primarie che è richiesta ora per svolgere la professione, ma non lo era al tempo delle loro assunzioni. Le promesse di una soluzione politica per ora non si sono realizzate. In Veneto si calcola che siano circa 2000 persone, perché erano questi i numeri degli insegnanti diplomati magistrali che erano a rischio di perdere il posto. Molti di questi erano nelle graduatorie ad esaurimento ed erano stati già inseriti con incarichi di ruolo, perché nel frattempo qualche insegnante è andato in pensione, qualcuno è tornato nella regione di origine, quindi posti vacanti in Veneto mancano questi insegnanti, ma coperti i posti, questi insegnanti si è scoperto non avevano secondo lo Stato i titoli. Una situazione personale che per alcuni di questi insegnanti si sta facendo drammatica. Oltre al licenziamento e all'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, infatti, non riceveranno neanche la NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione. Sono persone che devono pagare il mutuo della casa, che devono far fronte a spese familiari e che non hanno avuto la copertura. Saranno insegnanti precari, condannati alla precarietà per tutta la vita, perché il Ministero dell'Istruzione ha poi attivato un concorso chiamato un concorso dedicato, e in questo concorso dedicato però ha garantito pochissimi posti, quindi in Veneto sono 90 su 2000 che hanno fatto quel concorso. La polizia stradale lo ferma e sequestra l'auto perché è ubriaco. Il padre lo va a recuperare, ma a sua volta controllato risulta in stato di ebbrezza e gli viene ritirata la patente con tanto di denuncia. È accaduto a Verona durante i servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Protagonisti un 36enne e il padre. Alla fine i due sono rientrati a casa con la madre del ragazzo, che aveva accompagnato il marito e che è risultata l'unica sobria della famiglia. Chiudiamo con il Ferragosto. Ieri sera è stata festa per migliaia di padovani e turisti in Prato della Valle con i tradizionali fuochi d'artificio, quest'anno dedicati ai 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Tutti con il naso all'insù a salutare il giro di boa dell'estate in una gradevole notte di Ferragosto. È stato il consueto mix di magia e colori ad incantare la notte magica sopra il cielo di Prato della Valle. Migliaia di padovani e turisti accorsi ad ammirare i fuochi d'artificio. Un passo sognando la luna è stato un inno ai sognatori e al desiderio di raggiungere nuovi orizzonti in questo 2019 in cui si ricordano i 50 anni dello sbarco dell'uomo sul satellite della Terra. 20 minuti di emozioni con un gran finale spumeggiante, una serata all'insegna della sicurezza, niente bottiglie di vetro, niente droni, vietato far alzare lanterne cinesi, tutto sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine che hanno garantito che lo spettacolo fosse vera festa di mezz'estate per tutti.
Vi ricordo infine il nostro spazio dedicato a voi telespettatori, lo dico ad Antenna, i contatti li vedete in sovraimpressione, redazione @antenna3.it oppure 351 1755 340 per messaggi SMS o WhatsApp ed infine lo 0422 02 308 98 per la nostra segreteria telefonica. È tutto, grazie per essere stati con noi, come sempre al termine un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La giornata di venerdì 16 agosto sarà segnata ancora dal dominio dell'alta pressione. Bel tempo dunque e clima decisamente gradevole. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutte le province, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sostanzialmente stazionarie, oscillanti tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole per tutta la giornata. Anche in questo caso il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 16 e 21 gradi, le massime sui 26-27 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Bel tempo soleggiato ovunque, anche in questo caso si manterrà stabile e non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime sui 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci!